Le scosse di terremoto che hanno colpito l'Emilia-Romagna, procurando danni anche in Alto Polesine, non hanno risparmiato la città di Montagnana, dove hanno riportato lesioni sia edifici storici che fabbriche. Oltre al rischio di piccoli cedimenti sui comignoli del Duomo e alla preoccupazione che c'è dalla colonna che sorregge la cupola sul lato sud-est della torre campanaria della chiesa di San Benedetto, da pochi giorni è transennato anche l'edificio che si trova all'angolo tra via Circonvallazione e via Campana. Il tutto risulta attualmente stabile, senza ulteriori aggravamenti rispetto alle ultime grandi scosse. Il pensiero più grande è ora rivolto ai 20.000 prosciutti della ditta Soranzo, che già da qualche giorno stanno traslocando da via Nazario Sauro in altri locali, poiché le travi di legno su cui è appesa la carne rischiano di far crollare le pareti dello stabile, viste le fessurazioni e le crepe dovute alle scosse dei giorni scorsi. Il trasloco dei prosciutti però non danneggerà minimamente il prodotto. I fornitori e le vendite non subiranno problemi. Gli unici disagi derivano dalla struttura danneggiata dal sisma. Infatti via Nazario Sauro e via Scaligera rimarranno per un po' di tempo vietate al transito e alla sosta.